Io sul terzo mandato non è che spasimo, non è che mi scalda il cuore, dico che va posta una questione, la questione è chiara, che in Italia ci sono due cariche elettive, che sono i sindaci, i presidenti di regione, che sono quelli scelti dai cittadini che hanno blocco dei mandati. L'Italia decida, o passiamo in mano tutto ai partiti con le liste dei nominati, o passiamo in mano la palla ai cittadini, io sono di questa visione, che si scelgono i loro rappresentanti. Limite dei 2 mandati per i presidenti di regione. Si riaccende il dibattito dopo che la conferenza delle regioni ha chiesto di innalzare la soglia a 3, una questione che interessa molto il Veneto, dove peraltro il governatore è già al terzo mandato e si potrebbero aprire le porte per uno Zaia Quater nel 2025. Favorevole all'ipotesi di abolire il tetto ai mandati, almeno sulla carta, il centrodestra, contrario il centrosinistra. Quello che io dico è che, insomma, dopo anni e anni di governo, vale per tutti, non vale per Zaia, cioè dopo 2 mandati, che nel caso suo sono anche 3, forse, come avviene in tanti paesi, e come avviene già oggi nelle regioni per legge, introdurre un tetto al numero di mandati, al numero di anni in cui uno governa di seguito è un fatto giusto. Mi permetta di dire che, nonostante le dichiarazioni ufficiali, voglio ben vedere che Fratelli d'Italia e la Premier Meloni siano a favore di questo cambiamento. Al di là delle parole che vengono pronunciate, mi permetto di sollevare qualche dubbio.